Sono stati 6 anni molto intensi e alla guida di un ateneo meraviglioso, devo dire, per la qualità delle persone che ci lavorano e degli studenti che la frequentano. La data ufficiale di insediamento è il 1° ottobre. Tiziana Lipiello entra in carica come 23° rettore dell'Università di Ca' Foscari, prima volta di una donna nella storia dell'Ateneo veneziano. Michele Bugliesi lascia al termine di 6 anni intensi, soprattutto nel finale, quando l'eccezionale acqua alta del novembre 2019 prima e l'allarme coronavirus poi hanno messo a dura prova la struttura organizzativa dell'università. L'inondazione ha creato una serie di problemi da cui ci siamo sollevati, devo dire, abbastanza rapidamente. E poi il Covid e tutta la vicenda della pandemia è stata uno shock per la vita universitaria, per il lavoro e per lo studio. Oggi siamo tra i primi atenei che cominciano le lezioni per questioni di tempistica dell'anno accademico, ma siamo tra gli atenei che insieme a tanti altri atenei sono stati capaci di riorganizzarsi, portare di nuovo gli studenti in aula. Nel 2020 di Michele Bugliesi c'è stata anche la possibile candidatura a sindaco di Venezia per il centro-sinistra, un'ipotesi abbandonata dallo stesso ex rettore a inizio febbraio di fronte alle perplessità di una parte della coalizione. Il mio progetto ha senso solo se trova un'adesione ampia e unitaria, aveva scritto in una lettera aperta. Purtroppo è del tutto evidente che quelle attuali non sono le condizioni per poterlo realizzare. Ma nel presente di Michele Bugliesi c'è un incarico altrettanto impegnativo, la presidenza della Fondazione Venezia. Abbiamo un compito importante che è di rilanciarla, sia relativamente al progetto M9, che è all'attenzione di tutti, un po', no? L'oggetto dell'interesse collettivo, e sia però al fine di garantire una presenza della Fondazione in modo diffusa su tutto il territorio a favore dei vari segmenti dei, così come si chiamano, portatori di interesse.